Questa mostra vuole rappresentare la realtà storica della Grande Guerra, di quella che è stata l'esperienza di quella valle, la valle del Vanoi, Lago Rai. Attraverso questi 34 cartelloni documenta alcuni momenti salienti, quella che è la realtà della popolazione che era italiana come etnia, ma era sotto l'Austria e quindi era costretta a combattere per l'Austria su due fronti. Dapprima sul fronte lontano, per esempio la Galizia vicino alla Russia, poi sul fronte più vicino e quindi ancora più doloroso di quello italiano, appunto. E quindi erano italiani che dovevano combattere contro altri italiani. In questo momento tengo in mano un libretto scritto e realizzato e disegnato dall'autore Paolo Cossi, intitolato 1914 Io mi rifiuto. Ha collaborato per realizzare la mostra, in quanto anche nella mostra ha inserito alcune immagini specificando che erano ispirate alla storia di allora, in base ai documenti e ai reperti. In questo modo viene a riproporre, rivalorizzando, il fumetto così come era sfruttato allora nella propaganda della guerra sia dall'Italia, sia dall'Austria, sia dalla Germania.